E scoppia la polemica a Portogruaro sul Teatro Russolo, una polemica che investe anche la conferenza dei sindaci. Secondo Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro, la conferenza dei sindaci ha deciso di non finanziare il completamento del Teatro Comunale Luigi Russolo, preferendo invece intervenire per la riconversione in teatro del vecchio cinema di Sandona di Piave. Noi naturalmente cercheremo anche Igor Visentin, presidente della conferenza, per una replica su questo fatto e anche sul volantino che è apparso durante il mercato settimanale, a firma di Portogruaro che vogliamo, Città per l'Uomo, Partito Socialista, Italia dei Valori, Lista Rossoverde, Città dell'Emene e Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani. Portogruaro, frazione di Sandona di Piave, si domandano le forze di sinistra e centrosinistra. Dopo le elezioni di giugno la conferenza dei sindaci ha deciso di non finanziare il completamento del teatro. In nome di interessi di campanile è stata sacrificata un'occasione di promozione culturale e turistica. Per l'intero territorio della Venezia orientale si è svilito il ruolo culturale di Portogruaro e domani si sceglierà il trasferimento del tribunale? Si cercherà di ridimensionare il nostro ospedale? Queste le domande che vengono poste, scusate, dal centro-sinistra. A proposito di teatro, è stata confermata comunque la stagione teatrale. Ne parliamo con il direttore artistico Davide Masarati. Davide Masarati, direttore artistico del Teatro Luigi Russolo di Portogruaro. Anche voi siete stati un po' compressi da questo vortice politico. La gente vi chiede: ma la farete l'estate musicale, non la farete? Come stanno le cose? Beh, intanto io sono qui per parlare per il teatro, però rassicuro che l'estate musicale ci sarà e ci sarà anche la stagione teatrale, quindi tranquilli che a partire dal 16 di ottobre inizierà una bella stagione teatrale fatta di tanti spettacoli professionali, ma anche l'opportunità per le associazioni locali e per le scuole di esibirsi sul palcoscenico, cioè la prova generale dei 7 giorni di inaugurazione sarà quella che guiderà poi la programmazione effettiva del teatro. Ecco, siamo in estate, fa molto caldo, c'è anche una brezza leggera proprio mentre stiamo andando in onda, ma al di là delle battute, quali saranno gli appuntamenti legati all'estate musicale? Ci vuole ricordare qualche data? Beh, come estate musicale diciamo che non vorrei togliere il pane al nostro direttore artistico Enrico Bronzi e il 5 agosto sarà svelato tutto. Io sono qui diciamo per stabilire in qualche modo che la stagione ci sarà teatrale, ma soprattutto che ci sarà prosa, che ci sarà teatro per i giovani, ci sarà cabaret, ci sarà danza e balletto classico e ci sarà di nomi del teatro italiano, ecco. Tipo? Tipo Giulio Bosetti, Gianrico Tedeschi, ma anche tra il cabaret Cocchi e Renato, Raul Cremona, avremo la banda Osiris. Poi non solo musica classica, perché altrimenti dicono che la fondazione fa solo musica... La musica leggera, ad esempio. Musica leggera, come ho detto ci sarà la banda Osiris, ci farà intanto ridere un bel po'. E poi abbiamo Stefano Bollani, quindi un grandissimo pianista, oggi prestato anche alle pubblicità dell'acqua minerale. Sarà da noi a non fare quello che fa in televisione nella pubblicità, ma fare un grandissimo concerto con un quintetto.